Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Proseguono le indagini sul furto delle tele di Antonello da Messina. Gli investigatori analizzano le tracce lasciate dalla banda. In arrivo intanto azioni disciplinari per i 4 custodi del Museo regionale. Il cratere Voragine concede una tregua, ma sull'Etna si apre un'altra bocca a 3.100 metri. Pienamente operativi gli aeroporti di Catania e Comiso. L'estate da incubo dei residenti di Maddalusa nella frazione di Agrigento è ancora emergenza idrica, una vicenda che si intreccia con abusivismo, mancati allacci e stop alle autobotti. Omicidio allo Zen, 2 dei 3 giovani fermati rispondono al GIP, non abbiamo colpito Genovese. Intanto l'autopsia sul corpo della vittima conferma la morte per lesioni al torace. A Catania si chiude l'anno giubilare agatino. Questa mattina la messa nell'anniversario della dedicazione della cattedrale a Sant'Agata. Il monito dell'arcivescovo Renna ai fedeli: non lasciatevi rubare la gioia, Sant'Agata è un dono. Prove di Serie A per il Palermo, la squadra di Inzaghi vince e convince contro il Lecce nel primo turno di Coppa Italia. Decisivi contro i pugliesi i gol di Vavassori e Poyampalo. Il Catania si prepara all'esordio in campionato, iniziata la prevendita dei biglietti per la sfida contro l'Inter Under 23 in programma domenica al Massimino. Sul mercato il club è vicino al terzino e centrocampista Masciangelo. Ancora ben trovati in apertura, ancora questo furto clamoroso a Messina, dove vanno avanti le indagini appunto per il ritrovamento di queste tele di Antonello da Messina che sono state trafugate dal Museo regionale. Gli investigatori analizzano le tracce lasciate dalla banda di ladri. Intanto arrivano anche azioni disciplinari per i 4 custodi che in questo momento sono in ferie d'ufficio. Sentiamo Angelo Gagliano. Oltre che su un'eventuale presenza di un basista, gli investigatori che indagano su furto milionario di Ferragosto stanno attenzionando delle tracce lasciate dalla banda che ha trafugato in appena 2 minuti 6 opere di Antonello da Messina. Tutto farebbe pensare che ad agire non sia stato un gruppo di professionisti. Intanto per i 4 custodi in servizio al momento del colpo sono scattate le ferie d'ufficio in attesa del procedimento disciplinare che potrà iniziare solo dopo che il Dipartimento per i Beni Culturali della Regione Siciliana riceverà la relazione della direttrice del museo, Marisa Mercurio. La sanzione estrema, lo ricordiamo, prevede anche licenziamento. Da fonti della Regione intanto si apprende che nessuna anomalia è emersa dalle verifiche fatte sui verbali interni redatte dal personale del museo nei giorni antecedenti al furto, anche se per Elisabetta Bonfato, che col marito ha ritrovato le tavole abbandonate, 2 delle alte sbarre di metallo che circondano il museo erano allargate da mesi. Intanto il governatore Schifani ha disposto un'ispezione interna e l'assessore ai beni culturali Francesco Scarpinato ha effettuato un sopralluogo nel museo per parlare col personale e per rendersi conto di persona di quanto accaduto. Le immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza mostrano 2 persone vestite di nero e con il volto coperto che portano via le opere. I custodi, 2 donne dipendenti regionali e 2 uomini ex ASO che lavorano alla Servizi Ausiliari Sicilia, non si sarebbero accorti di nulla. Ecco perché la procura, che indaga per furto pluriaggravato di opere d'arte, continua a mettere a confronto le loro dichiarazioni e scandagliano anche il loro passato. L'obiettivo è recuperare le preziose tavole del pittore siciliano del 400. E adesso parliamo dell'Etna sul quale si è aperta una nuova bocca eruttiva a 3.100 metri. Intanto i crateri sommitali e soprattutto la voragine danno un po' di tregua, resta una colata lavica alimentata nella Valle del Bove. Pienamente operativi oggi gli aeroporti di Catania e Comiso. Tonino De Mano. Dopo una decina di giorni di intensa attività, l'Etna concede una tregua, anche se la notizia del giorno è quella dell'apertura di una nuova bocca eruttiva a circa 3.100 metri di quota. I crateri sommitali sono tornati silenti, la colata ancora alimentata, posta a 1.900 metri, continua la sua discesa nella desertica Valle del Bove, raggiungendo quota 1.330 nella zona di Rocca Capra. È il quadro delineato dall'ultimo comunicato dell'INGV Osservatorio Etneo. Quel pennacchio nero che negli ultimi giorni era visibile a chilometri e chilometri di distanza
vigilanza è quasi scomparso, tanto da spingere gli esperti dell'INGV ad abbassare il livello di allerta per l'aviazione, il cosiddetto VONA, da rosso ad arancione. Piena operatività quindi per l'aeroporto Fontanarossa, con la riapertura di tutti i settori e la conseguente cancellazione delle restrizioni. Voli regolari in arrivo ed in partenza. Tirano un sospiro di sollievo i passeggeri in transito nello scalo etneo, che ha vissuto giorni di autentica passione a causa della cenere vulcanica. Pienamente operativo anche lo scalo di Comiso, che nei giorni dell'emergenza tra il 7 e il 15 agosto ha gestito complessivamente 324 voli, 228 dirottati da Catania, vedendo transitare oltre 38.000 passeggeri. Sempre in tema di viabilità, ma per le auto, permane il divieto di salire verso il rifugio Citelli attraverso la strada Mare Neve da entrambi i lati. Si transita invece lungo il tratto di strada provinciale colpito dal terremoto del 15 agosto scorso, all'altezza del rifugio Bruneck verso Piano Provenzana, in territorio di Lingua Glossa. E intanto, secondo Assoesercenti, l'emergenza provocata dall'attività dell'Etna e le conseguenti interruzioni e limitazioni che hanno interessato l'operatività dell'aeroporto di Catania hanno prodotto un impatto che va oltre il trasporto aereo e coinvolge l'intera filiera turistica siciliana, con una perdita di 22 milioni di euro. La Cenere, ecco la condannata Cenere, quella che ha creato tanti disagi, soprattutto per quanto riguarda l'operatività appunto dell'aeroporto di Fontanarossa. In questi giorni diversi comuni pedemontani sono stati colpiti appunto dalla ricaduta di sabbia vulcanica. Uno di questi è Zafferana Etnea, dove siamo andati con le nostre telecamere. In quota il rosso della lava, a terra il nero della cenere, un incubo per chi vive ai piedi dell'Etna, un'attrazione mista a curiosità per i turisti che in queste ore stanno assistendo al potente spettacolo della natura. Automobili ricoperte dalla sabbia vulcanica, strade annerite, residenti e commercianti che ripuliscono i marciapiedi dalla polvere alta anche alcuni centimetri. La pioggia di cenere è caduta incessante sui paesi pedemontani, tra lo stupore dei vacanzieri. È strano, all'inizio non riuscivamo a capire cos'era, sembrava asfalto, invece poi in realtà è cenere. Lo sa che molti turisti se la portano a casa come souvenir? Addirittura, non ci avevo pensato. Magari l'ho dato un consiglio, un'idea. Grazie. Beh, se la portano come souvenir forse ci fanno un piacere. Lei se la porterà a casa un po' di cenere? No, cenere no. Se trovo qualche pietra vulcanica sì, cenere no. Un evento strano, è normale che faccia effetto, poi tutte le macchine sono così, quindi... Lei di dov'è? Di Genova. Dall'Inghilterra cosa dicono quando vedono le esplosioni dell'Etna? Dicono che è bellissimo. Magari porti un bicchiere di cenere? Vediamo, magari porto un posacenere di lava. Sorpresi i turisti, rassegnati ed abituati i residenti di Zafferana Etnea. Ma c'è chi pensa positivo. Basta che non subiamo i terremoti e va bene la sabbia vulcanica. Risveglio nero da alcuni giorni anche nella Cese. In queste immagini le operazioni di pulizia ad Aci Trezza, con il caratteristico borgo marinaro che non è stato risparmiato dalla ricaduta di cenere lavica. Il vento ha deciso così. Del resto, da queste parti comandano Etna ed Eolo. E c'è un'altra zona della Sicilia che è alle prese con un'altra emergenza, quella della mancanza di acqua a Maddalusa. È davvero un'estate da incubo, siamo in una frazione di Agrigento. Sentiamo Davide Sardo. Oltre 100 giorni senza acqua. A Maddalusa, frazione di Agrigento, è ormai emergenza senza precedenti, una situazione che si intreccia con la particolare condizione urbanistica della zona. Molte abitazioni sono prive di regolare allaccio alla rete, di contatore e di contratto con il gestore. Una realtà legata anche all'abusivismo edilizio e ai vincoli che, in diversi casi, impediscono la regolarizzazione degli immobili. Per anni a garantire l'acqua sono state le autobotti, poi lo stop alle forniture ordinarie per le utenze senza contratto. E così le famiglie sono rimaste senza acqua e costrette a cercare soluzioni alternative. Anziani, persone disabili o comunque con delle difficoltà motorie che vanno a riempire bidoni d'acqua, e in casa ci si attrezza. A volte in casa si perde anche la dignità, perché nel momento in cui bisogna fare una doccia prendendo l'acqua dai bidoni, non è semplice farsela da sola, quindi devi aspettare il momento che c'è qualcuno in casa che ti aiuti. Non è una situazione più vivibile fondamentalmente.
Dopo mesi di disagi, i residenti sono scesi in strada. Sit-in alla Fontana di Buonamorone con bidoni e taniche in mano per chiedere il ripristino delle forniture. Il vero Gaza siamo noi, siamo tenuti in ostaggio da chi ancora non ha capito niente. Basta, siamo stanchi. E l'acqua è un bene essenziale, perché non ce la date l'acqua? Perché abbiamo sempre pagato le nostre autobotte, datecela. E poi si risolve l'abusivismo, si risolve se ci dovete demolire. Un'emergenza che continua e che lascia centinaia di famiglie ancora in attesa di una soluzione. La cronaca, si sono svolti questa mattina gli interrogatori nei confronti dei 3 fermati per l'omicidio di Vito Genovese, l'uomo di 45 anni ucciso con un cacciavite la notte di Ferragosto allo Zen di Palermo. Uno dei minorenni ha detto al GIP del Tribunale per i minorenni di non aver avuto alcuna intenzione di rubare dentro il box di Genovese. Insieme all'altro ragazzo stavano aprendo un loro garage vicino a quello della vittima per prendere una tenda per trascorrere i giorni di festa in spiaggia. Sarebbe poi nata una discussione con la vittima, prima alla finestra e poi per strada, ma che loro non lo avrebbero mai colpito con alcun oggetto. Anche Paolo Puleo, di 34 anni, l'unico maggiorenne indagato, ha risposto negando di aver ferito a morte appunto Genovese. I 2 GIP si sono riservati di decidere. Intanto questo pomeriggio all'ospedale Policlinico è stata eseguita l'autopsia sul corpo dell'uomo, che avrebbe confermato la presenza di alcune lesioni, una di queste mortale al torace. Ci sarebbero anche altre ferite e contusioni nel corpo, probabilmente provocate da una colluttazione. E adesso a Gela, dove un 16enne è stato preso a coltellate nel corso di una lite in famiglia. Gerry Italia. A Gela un altro litigio finisce nel sangue e ancora una volta a essere ferito è un giovanissimo. Questa volta è un 16enne, soccorso e trasferito in ospedale dopo essere stato raggiunto da alcune ferite da taglio. È accaduto nel quartiere Sant'Ippolito, dove sono intervenute le forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, il ragazzo sarebbe rimasto coinvolto in una lite in ambito familiare. Una discussione che, per ragioni ancora da accertare, sarebbe rapidamente degenerata fino all'utilizzo di un coltello. Il giovane è stato affidato ai sanitari e le sue condizioni vengono monitorate. Intanto la polizia ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica, individuare chi abbia impugnato l'arma e chiarire cosa abbia fatto scattare la violenza. Ma questo episodio si inserisce in una sequenza che comincia a destare preoccupazione. È il quarto caso nel giro di poco più di una settimana nel quale una lite o un diverbio a Gela sfocia nell'uso di un coltello. Episodi diversi tra loro, ma con un elemento comune: la rapidità con cui una discussione passa dalle parole all'aggressione fisica, e ancora una volta c'è un minorenne tra le vittime. Non è soltanto la cronaca di un'altra lite finita male, è una sequenza sulla quale adesso gli investigatori dovranno accendere i riflettori per capire quanto sia diffusa la disponibilità di coltelli e perché, sempre più spesso, un conflitto sembra non potersi fermare prima che compaia un'arma. E invece a Messina un uomo di 31 anni è stato ferito alla schiena con alcuni colpi di pistola mentre tornava a casa. Ilaria Mangano. Un uomo di 31 anni è stato ferito a colpi di pistola ieri sera a Messina, intorno alle 20 nella zona di Zafferia, mentre stava tornando a casa a bordo di uno scooter elettrico. La vittima, già nota alle forze dell'ordine, è stata raggiunta da 2 proiettili alla schiena. Secondo una prima ricostruzione, contro di lui sarebbero stati esplosi almeno 7 colpi. Il 31enne è stato trasportato d'urgenza al Policlinico, dove è stato sottoposto a un delicato intervento. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Ancora da chiarire chi abbia sparato e quante persone siano coinvolte. Chi ha esploso i colpi si sarebbe poi allontanato facendo perdere le proprie tracce. A Palermo la polizia indaga sul danneggiamento dell'auto del sacerdote Don Ugo Di Marzo della parrocchia Maria Santissima delle Grazie a Roccella, che ha trovato la sua auto parcheggiata sotto casa dei genitori ricoperta da olio di motore. Lo vediamo in questa immagine. Don Ugo ha sporto denuncia al commissariato Zisa Borgonuovo, dando il via alle indagini.
Sul ricorso invece del primario di medicina dell'ospedale Paolo Borsellino di Marsala, Cristiano Raimondo, il giudice del lavoro del Tribunale di Trapani ha dichiarato illegittima la nomina di Danilo Greco a direttore sanitario dell'ASP trapanese. La nomina di Greco era stata decisa nel febbraio del 2025 dall'allora direttore generale Ferdinando Croce, che il 21 maggio dello scorso anno si è dimesso dall'incarico a seguito delle polemiche esplose dopo lo scandalo relativo ai gravi ritardi nella refertazione degli esami istologici e dopo la sospensione disposta dalla regione siciliana. E adesso cambiamo argomento, andiamo a Catania. La messa nell'anniversario della dedicazione della cattedrale a Sant'Agata chiude l'anno giubilare agatino segnato dal pontificale del cardinale Parolin. In cattedrale il monito dell'arcivescovo Renna contro le critiche e le polemiche, con l'appello ai fedeli: non lasciatevi rubare la gioia, Sant'Agata è un dono. Vediamo. Con la celebrazione della messa nell'anniversario della dedicazione della cattedrale di Catania a Sant'Agata si porta a compimento la festa della traslazione delle reliquie della martire nel 9° centenario dello storico evento e si chiude l'anno giubilare agatino. A celebrare questa mattina l'arcivescovo Renna. Non lasciatevi togliere la gioia di aver celebrato questo momento e sappiate dare il nome giusto alle cose. A interpretazioni di leoni da tastiera, calunnia; agli scontenti, incapacità di gioire anche quando qualcosa non va; alle persone che, pur dicendosi cristiani, prendono le distanze da ogni manifestazione inconsistenza della propria fede. Sono i modi con cui il maligno continua a toglierci la gioia. Al termine la consegna degli attestati ai genitori che hanno dato nell'ultimo anno il nome di Agata e Agatino ai loro figli. I festeggiamenti, iniziati con il pellegrinaggio delle reliquie da Aci Castello a Catania e il posizionamento del cranio nel busto restaurato e l'incoronazione di Sant'Agata, ha visto il suo apice con il pontificale celebrato dal segretario di Stato Vaticano. Significative le parole del cardinale Pietro Parolin. La Chiesa di Catania custodisce un patrimonio immenso di fede, di cultura, di pietà popolare e di carità. Ma ogni eredità vive soltanto se viene continuamente rigenerata. Antenna Sicilia, Telecolor, Sicilia Web hanno seguito tutte le fasi della festa, portando nelle case dei siciliani e in tutto il mondo, grazie allo streaming, le emozioni di una festa unica, per la quale è stata consegnata a Palazzo Platamone la bozza del dossier di candidatura per la proposta di inserirla nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO. Calato il sipario sulla ricorrenza estiva, l'appuntamento è per febbraio 2027. A Ragusa il Decamerone di Boccaccio in versione itinerante in un'area verde nella valle dell'Erminio. Tornano i racconti di inganni, desideri e fragilità umane che dal 300 sono sempre uguali. Veronica Barbarino. Un viaggio teatrale immersivo tra natura e racconto. A Ragusa il Decamerone di Boccaccio va in scena in una versione itinerante e contemporanea. Io sono qui per parlarvi della peste! Come i giovani fiorentini del 1348 che sfuggono dalla peste rifugiandosi in campagna, anche il pubblico ragusano lascia la platea e diventa parte della brigata, seguendo gli attori tra gli spazi di un parco nella valle dell'Irminio, fino al calare del sole. Oh mio Dio! Ma sei proprio tu, sei il figlio di Pietro? Ma lo sai? Lo sai chi sono io? No! Sono tua sorella Fiordaliso! Sono storie di inganno, di fame, di corpo, di fede vera e fede recitata. Novelle riscritte in un volgare moderno, ma fedeli allo spirito di Boccaccio, con personaggi ironici ed estremizzanti. La regia è di Valentina Ferrante e Massimo Leggio e i costumi del Teatro Stabile di Catania. Tutto quello che ho fatto, se c'è qualcuno lassù e da stasera comincia ad avere dei dubbi, è già stato informato. Se non c'è nessuno, allora non mi importa. Un ponte tra il 1300 e l'oggi che racconta un mondo che ancora, davanti alle difficoltà, si unisce e condivide. Stavolta
è morto. Dopo il successo delle prime rappresentazioni, il Decamerone tornerà in scena con altre 2 repliche a settembre. La peggiore che ho trovato in 70 anni. Ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco con il calcio. È già iniziato il conto alla rovescia per le 2 siciliane, Palermo e Catania, per la prima di campionato. Vi aspetto tra poco. Seconda parte del TG Sicilia, adesso il calcio, partiamo dalla Serie B, la Palermo vince e convince, 2-0 a Lecce nel primo turno di Coppa Italia, al Barbera decisivi gol di Vavassori e poi Ampalo. Sentiamo Marco Gulla. Allo spartito il Palermo aggredisce immediatamente i salentini e così al 15° vincono e nel prossimo turno di Coppa Italia affronteranno il Mantova al Barbera. È iniziata questa mattina la prevendita dei biglietti per Catania Inter Under 23, in programma domenica al Massimino. Per quanto riguarda il mercato, invece, il club rossazzurro è vicino al terzino e centrocampista Masciangelo. Sergio Colosi. È ripresa mister Bianco la preparazione del Catania in vista dell'esordio in campionato domenica alle 18 al Massimino contro l'Inter Under 23. Iniziata anche la prevendita dei tagliandi. 8 appuntamenti in un mese con 2 impegni infrasettimanali. Il primo di Coppa Italia DC ad inizio settembre in casa con il Savoia, il secondo di campionato a metà mese a Picerno. Gli altri avversari saranno Cosenza, Scafatese e Barletta al Massimino, Monopoli e Casertana in trasferta. La Coppa Italia maggiore tra Vicenza e Parma ha lasciato segnali positivi del buon lavoro svolto in ritiro, aspettando i colpi finali di mercato. Perso Ricci, che come Vitale è passato alla Salernitana ha preferito l'Ascoli, il Catania è vicino al centrocampista Edoardo Masciangelo, 30 anni, tanti campionati in B e C tra Cittadella, Benevento, Pescara, Piacenza e Arezzo. Il capitano Cicciarelli è dentro il progetto Longo, con promessa di prolungamento del contratto, cosa che non è prevista per Di Gennaro, destinato a partire insieme a Dini. Si valutano offerte per Rolfini, Di Tacchio e Gimenez, quest'ultimo a determinate condizioni economiche. Un gioco di incastri per assicurare al Catania motivazione e senso di appartenenza, quest'ultimo nel DNA dei tifosi. Il dato parziale aggiornato dice 10.634 abbonamenti sottoscritti a fronte dei 12.080 finali dell'anno scorso. E intanto c'è una notizia che è appena giunta in redazione. Il Catania ha ufficializzato l'ingaggio di Masciangelo con contratto annuale con l'opzione per la stagione 2027-2028. Facciamo un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con altri aggiornamenti. Bentornati in studio. In Sicilia torna lo stracciabollo che permetterà ai contribuenti di regolarizzare le posizioni non pagate in tutto o in parte al 31 dicembre 2025 senza incorrere in sanzioni e interessi. I cittadini interessati potranno così effettuare i versamenti e completare gli adempimenti necessari per mettersi in regola entro il 31 ottobre 2026. La misura sarà operativa tra alcune settimane, quando sarà emanato il decreto attuativo dell'assessore regionale dell'economia, che è già in fase di predisposizione. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento su Antenna Sicilia. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.